Luigino Ruzzante, 65 anni operaio, rientra a casa dal lavoro e trova la moglie Eleonora Pozzato, di 61, morta, suicidatasi con alcuni colpi di pistola. Ruzzante avvisa il fratello della tragica scoperta, poi con la stessa arma si toglie la vita. I due avevano una beretta regolarmente denunciata con porto d'armi. Sono stati trovati entrambi in camera da letto nella loro abitazione di via Concilio Vaticano a Rovigo. Al momento non è stato rinvenuto nessun biglietto di spiegazioni. I vicini avrebbero raccontato di precedenti tentativi di suicidio da parte di lei. Eleonora e Luigino condividevano la passione per le armi. Lei amava molto anche gli animali, la coppia aveva infatti 4 cani. Stupiti e sorpresi i vicini che giusto poche ore prima del fatto avevano parlato, come tutti i giorni, con la Pozzato, senza ravvisare nulla di particolarmente preoccupante. Le hanno definite brave persone, che avevano sempre abitato e vissuto lì, che si salutavano tutti i giorni e che ora hanno colto tutti di sorpresa. La coppia aveva una figlia che lavora a Roma. Lei da casalinga aveva badato alla suocera fino al decesso dell'anziana avvenuto un anno fa.